Governo di centrosinistra, ministro Di Pietro, non è andato a fare la metropolitana di Campobasso, che ho trovato, lei sa, quando io sono arrivato al governo, ho trovato tra le opere pubbliche da fare la metropolitana di Campobasso, il mio paese. Sai cosa ho fatto? Ho preso la scolorina e l'ho cancellata, perché io conosco Campobasso, è una metropolitana con uscita sola. Che ci faccio? Sa dove ho messo i soldi? Per il ponte, per il passante di Mestre. Sa dove ho messo i soldi? Per il Mosa Venezia. Allora, e chi ci stava al governo? Chi ci sta al governo? Un governatore di centrodestra. Cosa vuol dire questo? Che nella politica del fare tu non puoi stare a farti gli affaretti tuoi, devi vedere qual è più urgente. Io sono orgoglioso che il passante di Mestre è partito e adesso funziona, però l'ho trovato, io quando sono arrivato io l'ho trovato bloccato nei lavori, senza soldi, con 1000 contestazioni. Sono contento che il governo di centrodestra l'abbia inaugurato, però vorrei ricordare che meno male che quel governo di centrosinistra in cui c'ero io, comunque meno male che quando noi dell'Italia dei Valori ci siamo occupati di questo pensiero non abbiamo pensato alla metropolitana di Campobasso, ma quei soldi li abbiamo utilizzati per farci al passante di Mestre. E se invece i privati i loro soldi li usano per l'ampliamento delle case? Ben venga, il concetto è un altro. Ben venga, il concetto è un altro. Che cosa e come avviene l'ampliamento? Guarda, l'Italia dei Valori non è mai contrario per preconcetti, ribadisco. Di che cosa stiamo parlando quando si parla di piano casa? Sono due i provvedimenti. No, sono due i provvedimenti che si vogliono fare. No, però non si sa. Non è che non si sa. Hanno buttato il sasso e hanno ritirato la mano quando hanno visto che hanno fatto la pipì fuori dal vaso. Il concetto è un altro. Il concetto è un altro. Hanno detto che vogliono mettere 500 milioni di euro per l'edilizia privata. Mi va bene se ce le mettessero. In realtà si sono fregati i soldi che avevo messo per l'edilizia pubblica. 500 milioni di euro, carta canta, legge 8 febbraio 2007 numero 9, decreto interministeriale a firma Di Pietro, Bersani, Ferrero. Abbiamo fatto 500 milioni di euro da dare ai comuni per il rilancio dell'edilizia pubblica, perché abbiamo detto al primo posto ci stanno i più deboli, quelli che non possono pagare la Quindi sono sempre soldi pubblici. No, sul piano casa, dico, che dovrebbe servire a dare fiato alle piccole imprese, insomma. Ribadisco, sono due i provvedimenti, sto spiegando ai cittadini che bisogna che lo sappiano. Sono due i provvedimenti del piano casa, uno che riguarda soldi, altro che riguarda regole. Per quel che riguarda soldi, non date retta, non ce l'ha messi i soldi, l'ha presa da sta tasca e l'ha messa in quest'altra tasca, l'ha presa dai soldi che avevamo messo per fare le case da dare a disposizione più deboli e le ha messe direttamente per l'edilizia privata. Allora, ben venga se ci avesse messo soldi nuovi, ma se tu a fine mese provate. Il vostro datore di lavoro vi dà la busta paga, lo mettete nella tasca destra. Quando arrivate a casa, prima di entrare e di darla alla moglie, mettetela nella tasca sinistra. Avete il coraggio di dire a vostra moglie: c'ho 2 buste paga? È sempre una busta paga. Allora, se i soldi sono sempre quelli, è una presa in giro. Quindi questa è una presa in giro. Primo. Secondo, c'è un'altra parte del provvedimento. Questo è il piano casa, primo piano. L'altra cosa invece sono le riflessioni. L'altra cosa invece è la proposta di ampliare, diciamo così, la possibilità di ampliare la volumetria delle proprie case. E così lavorano muratori, castellisti, elettricisti. Ma per l'amor di Dio, anche qui facciamo a capirci. Sul piano individuale è una cosa, ognuno ha interesse a farlo, pure io ci vorrei, io ho bisogno anch'io di una camera in più, ce l'ho bisogno davvero, perché adesso c'ho un sacco di carte, c'ho bisogno del mio studio, c'è la moglie, i figli, ognuno studia, arriva il fidanzato, ci si capisce più. Se ci avessi certo che lo voglio. Il problema di fondo è: fino a quando si può permettere al privato di fare quel che vuole senza rovinare un patrimonio pubblico e senza rovinare l'altro privato che sta di fronte? Allora io non sono contrario a priori a tutto ciò, dico che tutto questo deve essere portato prima all'interno del Parlamento e poi nel dibattito con lo Stato-Regioni e con le singole realtà comunali, affinché delle regole ci siano, che non ci sia una mera speculazione edilizia, non ci sia una situazione dirompente in cui rovino tutto, perché se aumento del 30% una città, poi questo 30% devo stare attenti che devo aumentare anche con riguardo ai rifiuti, lo smaltimento, l'acqua, la luce, il gas, i trasporti, la vivibilità urbana, l'ambiente. Quindi noi dell'Italia dei Valori rispetto a questo tema non ci mettiamo di traverso, ma non accettiamo che dall'alto e da Roma decidano aumentate tutte del 30%, perché è come dire, ti servono soldi. Vai in banca a prenderli, devi fare le spese, vai al supermercato a prenderli, ti serve un vano di casa, prendi e fattitelo. Non si può fare così.
Se ti servono i soldi in banca ce li devi mettere prima, se vuoi andare a fare la spesa lo devi pagare, se vuoi fare un piano casa, se vuoi fare un ampliamento della casa devi rispettare le regole del gioco. E noi vogliamo che queste regole siano scritte con queste priorità. Primo, bisogna mettere in sicurezza gli edifici pubblici a partire dalle scuole, San Giuliano, Doccia. Certo. Secondo, bisogna riqualificare i centri degradati, bisogna riqualificare le aree che sono state abbandonate, bisogna dare la possibilità ai cittadini che hanno la possibilità di ampliare, che hanno la possibilità tecniche e giuridiche di ampliare il loro appartamento, di farlo. In quest'ottica quindi si faccia una legge generale di principi, si assegna allo Stato-Regione il compito di individuare i criteri di attuazione, si demandi ai comuni il compito di dare l'autorizzazione e di verificare, non invece la prateria dove vige la legge del più forte, perché altrimenti ognuno pensa per sé, alla fine non ce n'è per nessuno. Quindi, come vede, ancora una volta, anche sul piano casa, noi non ci mettiamo di traversa ma avvertiamo, attenzione, non so 500 più 500 milioni, sono sempre quelli, messo questa volta, tolta ai più deboli, ancora una volta date ai più forti. Attenzione, per quanto riguarda la possibilità di costruire, costruiamolo insieme queste regole del gioco e vedrete che l'Italia dei Valori darà una mano importante. Se invece lo fate con un decreto legge, mettendo in modo che il più forte, il più furbo e il più scaltro faccia gli affari suoi, allora abbiate pazienza. Dopo di noi ci stanno i nostri figli e noi non possiamo rovinare il loro futuro soltanto per pensare a noi stessi. Le mani da Dori intanto, grazie per essere venuto Di Pietro, spero di rivederla quanto prima nei nostri studi. Alla prossima.